Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu, SOIM Studio Immobiliare di Cagliari. Avete bisogno di una casa in affitto? Beh, questa potrebbe essere l'occasione per voi. Siamo a Quartu e quella che vi sto presentando è una casa, è un appartamento di tipologia Trivano che appunto viene data in locazione. Siamo nell'ingresso, questo è il portoncino d'ingresso, a fianco al portoncino tra l'altro abbiamo una finestra che illumina il disimpegno che porta poi nella zona giorno, che illumina per tutto quanto il pomeriggio, da prima di pranzo, tutto questo ambiente. Proseguiamo appunto, vi faccio vedere tutta la disposizione. Siamo nel disimpegno che porta alla ampia zona giorno. Un'ampia zona giorno che è caratterizzato da una particolare disposizione, anche originale se vogliamo, degli ambienti. Tutta questa che potete vedere è la cucina abitabile, con varie disposizioni. Da questa parte abbiamo un tavolo all'americana, potete utilizzarlo tranquillamente non solo per le colazioni, pranzi o cene, ma soprattutto per avere ancora più spazio abbiamo questa parte utilizzata chiaramente come un tavolo che è direttamente di fronte alla cucina. Da questa parte vi dico subito appunto come si dispone la distribuzione degli ambienti. Da questa parte entriamo nella zona notte tramite un ulteriore disimpegno e qua, impreziosito da questo arco, abbiamo una ampia zona living che vedremo subito dopo. Intanto vi invito a guardare appunto la disposizione della cucina completa con forno, microonde, ok, lineare, doppio lavello e i fuochi. Da questa parte la cucina, tramite questa porta comunque a vetri, accoglie in una zona chiusa, una veranda chiusa che è utilizzata come zona lavanderia da questa parte, adesso vi farò vedere, e da questa parte alloggiamento delle bombole gas. È chiusa, apribile su due finestre, da questa parte appunto zona lavanderia e da questa parte abbiamo una porta finestra che conduce nel proseguo della veranda dove alloggiano le bombole. Chiudiamo con la vetrata e ci disponiamo per lungo per poter vedere davvero l'ampiezza di questi spazi. Questa che in realtà è divisa da un piccolo gradino utilizzabile sia come soggiorno, sia come ampio soggiorno, sia come comunque zona living, come studio oppure come ulteriore terza camera, dato che appunto le camere da letto sono due, una matrimoniale e una cameretta. Quindi questo è un ulteriore spazio, starà poi voi decidere come utilizzarlo, anche perché è accessibile sia da questo arco, sia da una porta, ok, che dà direttamente sul disimpegno. Tra l'altro zona living che ha una particolare predisposizione, abbiamo un'ampia finestra che dà direttamente sul balcone, accessibile non solo dalla cucina tramite appunto la porta finestra, ma che corre lungo tutto l'immobile fino alla cameretta, ok, dei bambini che vedremo più tardi. Soggiorno che ha anche una predisposizione per alloggiare, come già esisteva in passato, una stufa a pelle, e chiaramente è una soluzione ottimale, dato che riesce a riscaldare non solo tutto questo ambiente, ma è direttamente anche usufruibile nella zona notte. Zona notte che vi faccio subito vedere tramite il disimpegno. Io esco da questa porta, entro nella zona notte da questa porta, voi vi faccio vedere l'altro appunto passaggio, sempre impreziosito da quest'arco, dove all'interno di questa nicchia è stato ricavato un comodo ripostiglio a tutta altezza, anche sopra, per nascondere o ricoverare tutto quello che non volete che si veda. Ok, zona notte sono due i piccoli gradini che ci portano, la distribuzione è semplicissima: bagno, camera matrimoniale e cameretta. Iniziamo dalla cameretta. Dati i colori abbastanza femminili, potete subito notare che la cameretta è stata ultimamente abitata da una femminuccia. Una zona che, una cameretta, una disposizione che può comunque alloggiare due persone, due bambine. Una cameretta, chiamarla cameretta è un po' un eufemismo un po' diciamo sorpassato dal fatto che è molto ampia, sono quasi 12 metri quadri a vostra disposizione, con un armadio grande, la possibilità appunto di avere un comodo, alloggiare anche una scrivania. Da questa parte sempre riconducibile all'uscita nella veranda nella quale si affaccia sia il soggiorno che
il passaggio fino alla cucina abitabile. Da questa parte lasciamo la cameretta con la possibilità di avere un ulteriore spazio ripostiglio per andare a visitare la camera matrimoniale. Ok, passati nel disimpegno, siamo nella camera matrimoniale, abbastanza ampia da poter contenere un armadio 4 stagioni. La disposizione è questa. Una delle cose che mi ha particolarmente colpito, io sono un amante della luminosità e dei LED delle luci, sono queste luci a comodino particolari. Finestrata e da questa parte condizionata, tra l'altro, e da questa parte ritorniamo nell'ultimo ambiente che ancora non vi ho fatto vedere, il bagno. Bagno abbastanza grande da contenere non una vasca, io direi una super vasca, quasi mi verrebbe voglia di chiamarla matrimoniale, ok? Così ci potete fare il bagno non solo voi, ma se appunto lo volete, tutta la famiglia. Bagno completo, ok? WC, bidet, lavello, finestrata, con la possibilità chiaramente di alloggiare anche altri mobiletti. L'acqua calda è riscaldata tramite uno scaldabagno, lo abbiamo esattamente qua. Ritorniamo nell'ambiente principale per salutarci e per fare il punto della situazione rispetto a questo immobile. Un immobile estremamente particolare, molto ampio, soprattutto nella zona giorno, per voi a disposizione. Siamo al primo piano di un mini condominio, siamo a quarto, in una comunque delle zone abbastanza centrali da poter essere considerata vicino a tutti i servizi comunque principali. Se avete appunto bisogno di informazioni o volete appunto contattarci, potete contattarci in studio, a Soim Studio Immobiliare, o a me direttamente. Io sono Roberto Puddu e per voi, tramite Soim Studio Immobiliare, abbiamo in locazione questo particolare immobile a quarto. Io vi ringrazio, arrivederci a tutti e buoni acquisti o affitti immobiliari.